Bollo auto, mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte della Regione e arrivano le cartelle esattoriali per i contribuenti siciliani. Nonostante la richiesta e l'accettazione da parte della Regione siciliana di sanatoria per bolli auto non pagati, l'Agenzia delle Entrate sta inviando migliaia di cartelle con le quali esige il pagamento. Negli ultimi giorni sono stati tantissimi i contribuenti siciliani vistisi recapitare cartelle con le quali agli stessi viene intimato di pagare bolli auto arretrati. Alla base ci sarebbe un errore di comunicazione tra Regione Siciliana e Agenzia delle Entrate, perché sarebbe accaduto che la Regione ha registrato i pagamenti, cosa che non risulta all'Agenzia delle Entrate e all'ACI, i quali non hanno riscontri dell'avvenuta regolarizzazione di quelle tasse automobilistiche che dal 2016 risultavano scoperte. I contribuenti si sono messi in regola tramite un'apposita normativa varata dalla Regione siciliana, hanno di fatto potuto comunicare la loro posizione di irregolarità usufruendo della possibilità di versare quanto dovuto senza sanzioni e interessi, e sono stati davvero tanti, ma al momento di tutto questo il fisco a livello nazionale non lo sa e continuano a giungere cartelle all'anello debole della catena. I contribuenti già pesantemente vessati da sistemi di tassazione che sono insopportabili per le tasche dei cittadini.